La dolorosa vicenda legata all'omicidio di Giulia Cecchettin ha acceso un faro permanente non solo sul fenomeno dei femminicidi, ma più in generale sulle tante forme di violenza contro le donne, imponendo alle istituzioni un cambio radicale di lettura, quello di abbandonare la retorica fuorviante del femminicidio come frutto di gesti estremi ed isolati e di considerare invece la violenza di genere come elemento strutturale della nostra società, un fenomeno da comprendere in profondità in modo da poter realizzare le politiche di contrasto più adeguate. Per questo, ancora nel dicembre dello scorso anno, la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Vanessa Camani, ha presentato un progetto di legge per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, il cui iter prende avvio ora. L'obiettivo è quello di dotarsi di misure più adeguate, in modo da avviare subito un lavoro costruttivo in Veneto, purtroppo teatro di tragedie e vicende di cronaca che sono sempre più all'ordine del giorno. Prende il via all'interno del Consiglio regionale l'esame del progetto di legge che ho depositato oltre un anno fa insieme a tutti i colleghi del gruppo per chiedere alla Regione di istituire un osservatorio regionale contro la violenza di genere. Dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin ci siamo tutti davvero chiesti cosa possano fare le istituzioni per contrastare la violenza di genere e tutte le pratiche discriminatorie che animano e popolano la nostra società. L'idea di studiare e approfondire il fenomeno e di capire come poter, tra virgolette, educare la società verso la parità e contro le discriminazioni è l'obiettivo che ci poniamo con l'istituzione di questo osservatorio. Oggi inizia un cammino che chiediamo sia rapido per arrivare all'approvazione in aula quanto prima di questo progetto di legge.